Buonasera a tutti, oggi è sabato 26 ottobre e con oggi sono 156 giorni che trascorro su questa gru, la gru Ursus, la gru galleggiante, ormeggiata nel porto di Trieste. Ecco, come vi ho fatto vedere, oggi per la prima volta sono riuscito a portare qui su in cima alla Gru Ursus la bandiera di Trieste. È un piccolo gesto, un atto dovuto nei confronti della città. E- è un simbolo secondo me importante quanto questa gru è gigantesca su cui io sono seduto sopra e che ormai penso che sia diventata davvero un simbolo importante alla lotta contro l'inerzia, l'incompetenza, le furberie, la decadenza etica, morale, culturale e economica di questo paese. E la bandiera di Trieste, penso, e spero che possa diventare invece proprio un simbolo, il simbolo di un cambiamento. È stato questo un piccolo gesto che però tante volte i piccoli gesti portano a, a grandi cambiamenti, grandi rivoluzioni e questo io davvero me lo auguro. Ehm, D'altronde Trieste, lo dico per chi non è di Trieste, gode di un privilegio molto, molto particolare, è quello di essere un territorio libero internazionale. Non sono io a dirlo, naturalmente, sono i trattati internazionali. È una situazione abbastanza singolare, direi forse probabilmente è unica al mondo, dove ci sia una città che è un territorio proprio un portofranco a tutti gli effetti, un territorio libero e dovrebbe appunto godere di tutta una serie di privilegi proprio dovuti al fatto che è un territorio libero, cioè è la storia, ripeto, è la storia che lo racconta e sono i trattati internazionali che lo decretano, c'è poco da fare, è così. Che poi dopo non siano stati messi in atto dal governo italiano, questo è uno dei tanti misteri di questo paese, però, su cui però varrebbe la pena a indagare e approfondire fino in fondo. E io credo che varrebbe la pena anche da parte di tutti i cittadini a questo punto di indagare su questa situazione e credo che sia anche un'opportunità, visto che ormai abbiamo capito tutti quanti quello che sta succedendo, quello che è successo in questo paese, in Europa. Eh, io credo che se un popolo sia stato abbandonato, addirittura tradito e saccheggiato e umiliato dal proprio paese, farebbe bene ad abbandonarlo. Ma non abbandonarlo a mani vuote, abbandonarlo proprio con tutta la propria terra e le proprie case. E visto che Trieste ha questa grande opportunità, ripeto, probabilmente unica al mondo, sarebbe proprio il caso di cominciare a riflettere su questa cosa, se è il caso proprio di cominciare a pensare di fare le valigie e abbandonare questo paese che proprio ormai ci ha portato veramente alla frutta. D'altronde, insomma, se io sono qua su
su questa gru da 156 giorni, insomma, veramente la racconta lunga sul livello di etico, morale e culturale a cui siamo scesi. Un paese così è un paese finito, è un paese fallito, è proprio una classe politica e istituzionale che è fallita e che ha portato alla disperazione, l'abbiamo visto, centinaia di migliaia di piccole e medie imprese italiane e le ha messe nelle mani delle multinazionali, no? Ci ha saccheggiato e impoverito tutta la classe media italiana e triestina per metterla nelle mani delle multinazionali. Abbiamo visto la fine che ha fatto La Voce della Luna, è finita nelle mani di questa multinazionale che si chiama Pacorini Group e Paolo Fontanot, il pane quotidiano. E quando abbiamo detto questo abbiamo detto praticamente tutto. Ecco, io inviterei oggi, in questa giornata particolare, eh, tutti i miei concittadini. Mi dispiace per il resto dei cittadini d'Italia, ma in questo momento mi rivolgo veramente ai cittadini di Trieste, eh, veramente di cominciare a riflettere seriamente su questa grande opportunità e visto che ci sono delle figure di riferimento a Trieste che da anni si stanno battendo per vedere rispettati questi diritti e questi trattati internazionali, sono diverse persone che i triestini conoscono molto bene. eh, ecco, inviterei i triestini a stringersi a tutte queste figure di riferimento e dargli forza e coraggio per continuare a portare avanti questa battaglia, perché è una battaglia giusta, è una battaglia sana e forse alla fine mi verrebbe da dire è l'unica via di salvezza per questa città a questo punto. E basta, io credo che con questa riflessione oggi vi lascio tutti quanti e guardate che bel tramonto, guardate che meraviglia e speriamo che sia di buon auspicio anche così con questa bandiera per, per Trieste, per i triestini e per tutti quelli che vogliono comunque ripristinare quei quattro principi di etica, di coscienza, di umanità, di civiltà e di democrazia che abbiamo totalmente perso grazie all'Italia e ai governi che si sono susseguiti fino adesso e che ci hanno veramente totalmente tradito, saccheggiato e umiliato. Buonasera a tutti.